La Pedemontana Veneta resta uno dei cantieri più grandi d'Italia e procede nonostante le tante criticità che ha dovuto sopportare. Quella che attualmente fa letteralmente disperare è che il primo tratto pronto a Breganze sia ancora chiuso benché completato a causa dei noti problemi di allineamento dei pagamenti ai caselli, cosa che giurano di aver risolto e che tra poche settimane dovrebbe permettere il via al traffico. Poi gli incidenti, i ricorsi, le opere di attenuazione ambientale di un cantiere di enorme impatto e non ultima la battaglia legale davanti al TAR che ha visto questo mese prevalere la regione di fronte ai ricorrenti. Un ricorso complesso, come ha ricordato il presidente del TAR del Veneto. È stato un contenzioso complesso e certamente abbiamo cercato di arrivare a sentenza proprio perché ci rendevamo conto che vi era un interesse forte perché i lavori già erano iniziati in alcune tratte, c'era stata una complessità nella procedura per l'alternarsi anche degli atti modificativi della convenzione iniziale, quindi si è arrivato a una sentenza che ovviamente il collegio ha emesso, richiamo il principio nel suo libero convincimento, cioè nell'esercizio del suo potere terzo e imparziale. I protagonisti di questo contenzioso, chi ne ha avuto soddisfazione chiaramente non ha interesse a impugnare. Intanto la strada va avanti, sia verso il traguardo viabilistico, sia con il non indifferente impatto sul territorio che, come tutte le grandi opere, lo trasformerà per sempre.